Le parole di oggi del Presidente della Repubblica introducono i fatti più significativi di questa giornata della memoria. Ecco le nostre principali notizie di oggi. La strage di Capaci, 32 anni dopo. Palermo ricorda il giudice Giovanni Falcone, la moglie e i 3 agenti di scorta morti per mano di Cosa Nostra. Istituzioni, ministri e studenti per l'inaugurazione del Museo del Presente. Per la sorella del giudice ucciso è il luogo della svolta. Studenti di tutta l'isola in raduno per manifestare contro la mafia, dai 5.000 di Palermo al corteo di Messina fino al girotondo attorno al Tempio della Concordia ad Agrigento. A Catania scuole e istituzioni attorno all'albero dedicato a Falcone nel quartiere di Librino. Operazione antimafia nel Nisseno, 9 arresti, smantellato il clan di Campofranco che si stava riorganizzando dopo la scarcerazione del boss. Agrigento senza acqua, perduti i fondi per la nuova rete idrica, l'assessore regionale Di Mauro replica l'opera si farà ma con altre risorse non prima del 2028. Catania, la via Santa Sofia verso la liberazione dal caos, la pattuglia fissa dei vigili e le raffiche di multe hanno consentito di sgombrare almeno parte della strada ma restano le polemiche per la nuova pista ciclabile. Il Teatro Antico di Catania rivive grazie alla Menano Festival, successo ieri per l'Antigone di Sofocle, applaudito da molti giovani. Calcio, Palermo domani in campo a Venezia per la semifinale di ritorno degli spareggi promozione, rosanero obbligati a vincere con almeno 2 gol di scarto. In Serie C il Catania prepara la trasferta di Avellino. 23 maggio 1992. Sono le 17:58. Una carica di 500 kg di tritolo, nascosta in un tunnel scavato sotto l'autostrada vicino allo svincolo di Capaci, viene azionata con un telecomando dal boss Giovanni Brusca, che si trova a breve distanza su un'altura. La detonazione provoca un'esplosione immane e una voragine enorme sulla strada. Muoiono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrata, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Questo nel 1992 e oggi Palermo ha ricordato quella data così. Sentiamo Marco Gullà. Palazzo Jung, Palermo, la memoria per il 32esimo anniversario della strage di Capaci, oggi fa tappa qui, dove è stato inaugurato il Museo del Presente dedicato a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Dalla penna stilografica alla toga del giudice, l'idea del Museo del Presente nasce da una domanda: come trasformare la memoria di fatti storici in progettazione? 32 anni, ma è come se fosse ieri, però oggi qua abbiamo un motivo in più per essere soddisfatti, perché questo museo rappresenta la coronazione di tutta l'attività svolta dalla Fondazione in questi 30 anni. Resterà qua perenne una lezione di legalità continua. Presenti i ministri San Giuliano, Nordio e Piantedosi, un ricordo sempre vivo ed emozionante è quello dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso. È una ferita che non si rimargina e non si rimarginerà mai, quindi per me non è solo questo giorno che sento la presenza di questa ferita, perché il mio amico Giovanni Falcone mi manca moltissimo, e anche se viene ricordato come il grande magistrato, la persona che è il simbolo della lotta alla mafia, per me è soprattutto il mio amico che mi manca. Una mafia diversa rispetto a quella di 32 anni fa, una mafia che fa affari, che avvelena l'economia, una mafia stragista che non esiste più. I boss vivi sono al 41 bis. E allora la cultura può essere una solida base per una società più sana. La cultura è determinante perché la cultura dà consapevolezza ai cittadini, crea dei buoni cittadini, rafforza il libero arbitrio. Più cultura hai, più hai la capacità di discernere il bene dal male. Falcone e Borsellino sono stati molto di più che rispetto a noi, perché loro sapevano che erano condannati a morte. Noi sapevamo di rischiare, loro sapevano che erano già stati condannati per i risultati che avevano raggiunto, e quindi più ancora che degli
eroici servitori dello Stato, direi che sono stati dei martiri e quasi dei santi. Giornata molto importante come tutte quelle che si celebrano annualmente e non solo, perché la memoria significa non solo rendere omaggio e onore a tanti eroi, insomma, della lotta alla criminalità organizzata, ma proiettare verso le generazioni future un esempio molto importante. Nel pomeriggio corteo di studenti e associazioni, poi nel minuto della strage alle 17:58 il silenzio all'Albero Falcone. Non vedremo gli studenti solo nel pomeriggio, nella prossima edizione del nostro telegiornale, ma ne abbiamo visti tanti e ve li mostriamo nel prossimo servizio, dai 5.000 di Palermo alla marcia che si è tenuta a Messina, fino a una sorta di girotondo attorno al Tempio della Concordia degli studenti. Ecco come i giovani hanno detto no alla mafia. Adelaide Barbagallo. Sono arrivati da ogni angolo della Sicilia. In 5.000 si sono dati appuntamento a Palermo per dire no alla mafia, per ricordare la strage di Capaci. Il silenzio è complice, si legge nei loro cartelli. Sono le ragazze e i ragazzi della Rete per la Cultura Antimafia che riunisce 139 scuole e che ha organizzato 50 manifestazioni in Sicilia. Rappresentazioni teatrali, letture di poesie e performance musicali si alternano in piazza Vittorio Emanuele Orlando a Palermo. Chi è rimasto nella propria città esprime con la creatività tipica dei giovani i valori che vuole affermare. Ad Agrigento una catena umana abbraccia il Tempio della Concordia, tutti tenendosi per mano, un girotondo in memoria di Falcone e di tutte le vittime di mafia. La cultura, arma formidabile per combattere ogni forma di violenza. A Messina oltre 1.000 hanno sfilato lungo le vie della città, ultima tappa la cattedrale, bandiere tricolore, simboli di pace e cartelli. Gli uomini passano, le idee restano, si legge in molti. A Catania anche quest'anno i gradini del Tribunale si sono trasformati nella scalinata della legalità. Gli studenti del liceo Emilio Greco hanno infatti realizzato l'opera che ritrae i volti dei magistrati Falcone e Borsellino immortalati nel famoso scatto di Toni Gentile. La scalinata farà da scenario alle iniziative dell'Associazione Nazionale Magistrati di Catania. Capaci di crescere. A Librino, a Catania, la giornata della legalità celebrata da scuole e istituzioni attorno all'albero dedicato a Falcone. È andato per noi Luca Ciliberti. Chiara, che cos'è questo? Questo è l'albero che è stato piantato circa 10 anni fa in onore di Falcone. A Catania dal 2015 esiste l'albero Falcone, è piantato in un luogo simbolo della lotta alla mafia all'interno del polo educativo Villa Fazio a Librino, quartiere con uno dei più alti tassi di criminalità. Qua ci sono dei pensieri dei nostri studenti, possiamo leggere questa che è una frase di Moro che cita: ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, che è uno dei testi delle canzoni di Fabrizio Moro. Giudice Falcone lo amavo tanto, proprio lo amavo tanto, era meravigliosa persona, gentile, timido, amava Palermo, amava la giustizia, non lo volevo vedere morto. Stamattina i ragazzi delle scuole e le autorità si sono ritrovate per il 32esimo anniversario della strage di Capaci. Questa è una giornata molto importante, noi cerchiamo in queste zone di sensibilizzare tantissimo i ragazzi a questo tema. Abbiamo cercato di fargli capire cos'è la mafia, perché essere contro la mafia, e speriamo di ottenere dei risultati. Ovviamente noi non c'eravamo in quei tempi, però per come quello che ci hanno raccontato è tristezza, una cosa brutta. Perché se siamo qui oggi è grazie a loro pure. L'evento Capaci di crescere, condotto da Ruggero Sarda e promosso per il 9° anno consecutivo da Fondazione Bene, Consorzio Solco, Rete Imprese Sociali Siciliane in collaborazione con l'Istituto Francesca Morvillo, nasce per celebrare e diffondere una condotta fondata sulla legalità, promossa come stile, come comportamento e unica opportunità di sviluppo per il territorio. È difficile ribellarsi a contesti, che vivono borderline con la criminalità, con la mentalità anche mafiosa. Loro vivono molto questo ambiente, quindi è radicato in loro e quindi spesso affrontare questi temi è molto difficile anche per noi insegnanti. Qual è l'aspetto con cui vi scontrate più frequentemente? Il rispetto delle regole, dalle più semplici. Quella per noi è la lotta quotidiana. La mafia la conoscono? La mafia sì, la conosco. Adesso dalle iniziative alle valutazioni sulla mafia di oggi, sono quelle del direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piranio. Sentiamo. Direttore, in 32 anni la mafia è cambiata, non è più quella stragista, non spara più.
non spara più, ma è sempre pericolosa, probabilmente proprio perché è più nascosta è ancora più pericolosa. I business sono sempre gli stessi, le armi, la droga, la corruzione, i grandi appalti. E gli agganci sono sempre gli stessi, gli agganci che vengono cercati sono assolutamente uguali, sono quelli con i palazzi in cui si decide, e il fatto che si operi in maniera più nascosta rende la mafia, le mafie ancora più pericolose. Bisogna attualizzare le figure di Falcone e Borsellino 32 anni dopo? Attualizzarle partendo non dalla retorica della memoria, ma dagli esempi concreti che si danno ai giovani, cioè ai cittadini di domani, partendo dalle cose più banali, dal rispetto delle regole. E adesso alla cronaca con un blitz antimafia. Nel Nisseno ci sono 9 arresti, è stato smantellato il clan di Campofranco che si stava riorganizzando dopo la scarcerazione per mafia di Angelo Schillaci. Tonino De Mana. 9 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta perché ritenute appartenenti ad un clan mafioso operante a Campofranco. 7 sono state condotte in carcere, 2 ai domiciliari, mentre un altro soggetto è attualmente ricercato. Sono indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso. L'indagine è stata avviata nell'ottobre 2022 dopo la scarcerazione di Angelo Schillaci. Gli indagati, in gran parte presunti appartenenti alla famiglia di Campofranco, si sarebbero adoperati per la riorganizzazione del clan attraverso il reperimento di armi e la costituzione di una cassa comune con i proventi illeciti delle estorsioni e dello spaccio di stupefacenti. Sono stati accertati 4 tentativi di estorsione con atti intimidatori ai danni di alcune ditte impegnate ai lavori di rifacimento di opere pubbliche nei comuni di Campofranco e Milena e di un operatore commerciale di Campofranco, nonché 3 estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti. Il clan aveva rapporti anche con soggetti di Milena e della provincia di Agrigento. La rapina di 2 anni fa nel parcheggio dell'ospedale San Marco di Catania. Sono stati presi i 5 autori, inchiodati, come vedete, dalle immagini dell'ospedale. Uno di loro si vede anche lanciare droga e cellulari in carcere. L'indagine della squadra mobile Etnea ha ricostruito le fasi del colpo e i componenti della banda che nel giugno 2022 avevano rapinato la cassa automatica del parcheggio, portando via oltre 2.000 euro. Scoperto, come avete visto, anche un traffico di droga e di telefoni a favore di un detenuto di Piazza Lanza. Per tutti e 5 i rapinatori il giudice ha disposto la custodia in carcere. Andiamo ad Agrigento. Da oltre un ventennio la città attende la realizzazione della nuova rete idrica per contrastare l'emergenza e le perdite d'acqua, ma il finanziamento di 44 milioni di euro sarebbe stato perduto il 31 dicembre, così l'assessore regionale Di Mauro replica e dice: la nuova rete idrica si farà con altri fondi, ma non prima del 2028. Davide Sarto. In Sicilia perdurano siccità e crisi idrica, in particolare nella provincia agrigentina e nel capoluogo, dove però alla esasperazione si aggiunge anche la rabbia perché almeno per il momento è naufragato il progetto di recupero della rete idrica Colabrodo, con perdite stimate oltre il 50%. L'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, distribuisce l'acqua una volta alla settimana nei casi migliori. Tuttavia la pressione è così bassa che i piani alti non accumulano le risorse necessarie. Tanti sono costretti a ricorrere alle autobotti private a pagamento, ma altrettanti non ne hanno la possibilità economica e spesso affollano le fontane pubbliche che si contano sulle dita di una mano. L'evento Agrigento, capitale della cultura 2025, è ormai prossimo. Le strutture ricettive sono già in fermento per la mancanza d'acqua e il sindaco Franco Micichea ha minacciato le dimissioni se non si dovesse risolvere la crisi idrica, precisando poi che la sua è stata una provocazione. Il primo stralcio dei lavori per 44 milioni di euro per la rete idrica avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre scorso e invece no. I lavori non sono iniziati perché tutto l'iter si è concluso a fine novembre di quell'anno. È un intervento che ha un lasso di tempo di realizzazione 3 anni. Comunque il finanziamento FSC ha un periodo di realizzazione che andrà a scadere nel 2029. Quindi siamo in un range di tempo che per quanto ci riguarda ci fa stare tranquillo in ordine alla realizzazione. E quindi proseguirà la telenovela della rete idrica ad Agrigento che si protrae dai primi anni 2000. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco.
A Catania più multe, meno traffico sulla via Santa Sofia, spesso congestionata a causa del parcheggio selvaggio. La presenza fissa dei vigili urbani ha migliorato la situazione, mentre però tra le varie polemiche prende forma quella legata alla nuova pista ciclabile. Il servizio. Dopo le giornate di passione e le tante lamentele degli automobilisti raccolte anche durante i nostri servizi TG, sembra esserci un po' più di calma in via Santa Sofia, una delle strade più congestionate di Catania e snodo cruciale per raggiungere il Policlinico e la cittadella universitaria. Le vibranti proteste ed alcuni accorgimenti da noi auspicati hanno portato qualche risultato utile, anche se presto, per cantare vittoria. La presenza fissa di una pattuglia della Polizia Municipale ha consentito di liberare una parte della strada che subiva un restringimento perché alle auto in sosta vietata si aggiungevano quelle in doppia fila. Raffica di verbali a ridosso dell'ingresso del pronto soccorso con una sanzione di 42 euro che si riduce a 29 in caso di pagamento entro i 5 giorni. È stato il primo passo, ma non il solo, visto che i vigili urbani hanno dirottato il traffico in un'altra corsia, evitando il famoso tappo all'altezza del parcheggio dell'ospedale. Meglio i bus. Quantomeno si cammina più tranquilli, più sereni. E non c'è il problema del parcheggio, l'ansia? No, completamente, qua è il problema del parcheggio. Tant'è vero, io sono sceso da Palagonia col bus. Oggi la presenza dei vigili con numerosi verbali ha un pochettino alleviato i disagi. Sì, però penso che possono fare ben poco perché c'è troppa confusione. Sempre in via Santa Sofia proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile con l'amministrazione Trantino che, prendendo atto delle criticità, non intende fare marcia indietro. Per raggirare l'ostacolo del balcone è stato deviato il tracciato della nuova pista ciclabile in fase di realizzazione in via Santa Sofia. Ma non mancano le polemiche? Ultimo giro tutto il mondo. È un obbrobrio così. Come pista ciclabile non l'ho mai visto. Intanto è stata avviata una raccolta firme contro la pista ciclabile, a promuoverla i rappresentanti della quarta municipalità. Il Teatro Greco Romano di Catania rivive grazie alla Menano Festival, ieri in scena l'Antigone di Sofocle. Il servizio è di Lorena Dolci. E hai osato trasgredire questa legge? Sì, perché non veniva da Zeus, la tua legge. La giovane Antigone torna a far vibrare le sue ragioni fra le pietre del Teatro Greco-Romano di Catania. Una voce che sfida il potere e sacrifica la vita pur di assicurare al fratello Polinice la sepoltura che il re di Tebe, Creonte, non vuole concedergli. Despota sordo e che non intende sottomettersi alle richieste di una femmina. Con questa tragedia di Sofocle, simbolo dell'emancipazione femminile e della libertà di coscienza, la Menano Festival rianima questo spazio unico. Il nostro desiderio è il nostro più grande, il nostro lavoro è finalizzato anche a poter ridonare questo teatro a tutti gli artisti, alla città e ai catanesi e non solo. Tra il pubblico che affolla la Scalea, studenti da tutta Italia, come quelli dell'Istituto Fermi di Novara che mettono in scena Le Troiane. Molto emozionante, abbiamo anche un po' d'ansia, devo dire, tutti quanti. I classici studiati sui libri di scuola rivivono così in questo teatro incastonato fra i palazzi dell'Ottocento che solo in parte l'hanno restituito alla città. Non prendevano fuoco, ma il grasso delle cosce colava. L'indovino tiresi anticipa la punizione divina che si abbatte sul dispotico re, interpretato dalla stessa regista Cinzia Maccagnano. Una parete sullo sfondo fa da tela la Sandy artist Stefania Bruno, che con le dita nella sabbia sottolinea gli stati d'animo. Lievi trascorrendo di sofferenza in delitto e ad acquistare saggezza da vecchi. Adesso alla nostra programmazione. Il ritiro del vaccino anti-Covid di AstraZeneca è stato motivato dalla mancanza di domanda sul mercato. La scelta fa però riaffiorare tutti i dubbi sulla sua sicurezza e la rabbia di chi ha perso i propri cari dopo la somministrazione di questo siero. Se ne parlerà oggi a Sicilia 24 Focus dopo il nostro telegiornale con Luca Ciliberti in studio, l'ex commissario Covid di Catania Pino Liberti e Fabrizio Villa, fotoreporter che da anni chiede giustizia per il fratello Davide. L'appuntamento alle 14.30 su Telecolor, ma anche in streaming sulla siciliaweb.it. Le vostre domande potranno giungere alla nostra linea WhatsApp 342 74 55 005. Un'altra pausa e torniamo con il calcio. Il
calcio in chiusura di telegiornale, vigilia di semifinale di ritorno per il Palermo che domani sarà impegnato al Penso contro il Venezia. I rosanero per accedere in finale serve una vittoria con 2 gol di scarto. Marco Gullà. Nulla è impossibile, soprattutto nel calcio. L'impresa dell'Atalanta, di ieri vincitrice dell'Europa League, può sicuramente rappresentare un pieno di fiducia per il Palermo, che domani, nel ritorno della semifinale playoff al Penso contro il Venezia, per passare in finale dovrà vincere con 2 gol di scarto, dopo lo 0-1 della data. Difficile, ma non impossibile. In stagione sono state 8 le vittorie di questo tipo, una proprio al Penso. A prescindere dal fatto che servono 2 gol e che abbiamo 90 minuti più recupero per fare 2 gol, una squadra debba avere equilibrio, quindi bisogna capire anche come stanno alcuni giocatori, le condizioni di alcuni giocatori, però poi si può provare ad avere un pochino più di forza offensiva, si può fare tutto, però bisogna avere la capacità di capire che se tu dovessi prendere un gol diventerebbe ancora più complicata. Equilibrio è il concetto ribadito da Mignani. Difficile quindi che ci possano essere stravolgimenti di formazione rispetto alla gara d'andata. Si va verso la conferma del 3-5-2 con la possibilità di cambiare a partita in corso, avendo dei giocatori come Di Francesco, Traoré o Insigne. Molto probabile il forfait di Desplanche dopo l'infortunio rimediato nella gara d'andata. In porta quindi tornerà Pigliacelli. In avanti solo Brunori sicuro della maglia, poi ballottaggio tra Soleri e Mancuso. Il Palermo è a caccia dell'impresa, del resto non è finita finché non è finita. E il Catania adesso fra 2 giorni giocherà il ritorno dei quarti in casa dell'Avellino, forte dell'1-0 dell'andata e dallo stato di forma di alcuni suoi giocatori. Marco Carli. Un tempo, quando si esaminava una squadra, si partiva spesso dal suo asse centrale, difensore, centrocampista, attaccante di riferimento. Ecco, se si comincia da qui, forse si trova qualche chiave per il Catania del presente, che a ben guardare nasce prima dei playoff, nella partita con il Benevento che chiude la stagione regolare. Quaini dietro migliora di partita in partita. Welbeck in mezzo non è un regista arretrato alla Pirlo, per intenderci, ma fa un grande lavoro e con l'Avellino serve pure Cianci per l'1-0. E poi appunto il Bomber, 6 gol nelle ultime 9 fra stagione regolare e playoff, e quella sensazione, quando la palla arriva a lui, qualcosa può succedere. Sensazione che accompagna solo i momenti d'oro. Quaini, Welbeck, Cianci, l'asse del Catania che funziona. Poi certo c'è tutto il resto, vale a dire gli altri giocatori, ma anche l'imponderabile, che vale tanto nei playoff, come dimostrano le prime 3 partite. Ecco, le partite una alla volta. Ora c'è il ritorno, ambiente avellinese in attesa, non ci saranno tifosi del Catania residenti in Sicilia, come è successo ai campani per la partita di andata. Con gli irpini che devono vincere, ma a cui basta solo un gol per riprendere in mano il confronto. Ci sono i 9 diffidati in casa Catania che non cambieranno le strategie dell'allenatore, un Peralta che si riaffaccia, e c'è anche la pressione che nello sport fa tanto e che dopo la rete di Cianci grava più sulle spalle della squadra di Pazienza, tornata in campo al Massimino a distanza di 25 giorni dall'ultima partita ufficiale. In più il Catania adesso ha forse una convinzione, un cuore, per dirlo alla Zeoli, che prima non c'era, e come detto un asse centrale che funziona. Se conterà più di tutto il resto lo dirà sabato la partita del Partenio. Un'ultima notizia, pallanuoto femminile, partita verità per l'Orizzonte che questa sera alla piscina di Inesima contro il Plebiscito Padova si gioca lo scudetto. Le ragazze di Martina Miceli vanno a caccia appunto del 24esimo scudetto. Con questa notizia si chiude Sicilia 24, vi lascio al Focus condotto da Luca Ciliberti, vi do appuntamento con l'informazione alle 19.